cari fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio, il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi una vita serena e tranquilla, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Venite adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Un
della educazione cristiana, educazione alla legalità e al rispetto di tutto e di tutti. Che il Signore faccia entrare lo spirito di sacrificio dentro la nostra esistenza e possa convertire prima noi e poi aiutarci a cercare di convincere tanti nostri ragazzi che certe cose non pagano. Stiamo vivendo un momento liturgico particolarmente intenso e commovente. Oggi risplende su tutta la Chiesa il mistero della croce. È il mistero pasquale tutto intero che dobbiamo contemplare questa sera. Cristo è morto per i nostri peccati. Se non ci fosse stata la morte di Cristo, la nostra religione, la nostra fede sarebbe pura e vana ideologia, pura e vana teoria. Senza questa realtà dei fatti, la nostra fede sarebbe vuota. Cristo è realmente, storicamente morto, ma è anche realmente e storicamente risorto. Di questa certezza abbiamo bisogno. Ma oggi Cristo è là, come dice il profeta Isaia, schiacciato dai nostri dolori e da tutte le nostre colpe, colpito da Dio e umiliato. Sulle sue spalle grava il peccato, la sofferenza, la miseria del mondo intero, perché egli aveva accettato di essere
l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Noi oggi stiamo un po' con Maria presso la croce di Cristo. Facciamo di tutto per rimanere fino al momento della veglia pasquale dentro questo mondo del dolore sul quale ci siamo affacciati questa sera. Ecco come abbiamo ridotto l'uomo. Lo abbiamo spogliato della sua dignità. L'uomo, il capolavoro di Dio, è profanato, calpestato e distrutto. Però rimane inutile il nostro stare qui questa sera ad adorare un Cristo in croce se poi non facciamo entrare nella nostra vita il suo messaggio. In ogni capillare della nostra esistenza deve entrare Cristo, perché così rendiamo veramente vana la nostra fede se facciamo il contrario. Cristo è un crocifisso che salva. Cristo è un crocifisso che ci salva da tutti i nostri peccati. Ricominciamo da Cristo, dice il Papa in una sua ultima lettera. Cristo con Maria oggi soffrono per i nostri peccati. Cristo appeso alla croce che si dona totalmente al Padre per amore dell'uomo. Maria ai piedi della croce. Stabat mater dolorosa, iusta crucem lacrimosa. Quanto diverso vede il figlio Maria da Betlemme, venerato dagli animali, visitato dai pastori, adorato dai saggi d'Oriente, corteggiato dagli angeli. Maria vede morto colui che con un solo cenno guariva i malati, risuscitava i morti e faceva tremare l'inferno. Di quell'uomo Dio c'è ora davanti a lei il cadavere inchiodato alla croce. Ecco l'altare dove si è consumato il sacrificio di questo nuovo Isacco. Ecco il prezzo del nostro riscatto. Ecco Maria, affranta dal dolore, che desidera stringere ancora una volta fra le sue braccia il figlio morto. E per questo Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, fino a questo momento discepoli nascosti di Cristo, vinto il rispetto umano, armati di coraggio, sono andati da Pilato. Solleviamo lo sguardo alla croce e guardiamo il figlio di Dio morto per noi. Questo figlio di Dio che è anche figlio di Maria. Maria che nel suo dolore silenzioso in questo momento non vuole altro che stringere questo suo figlio al suo seno. La grandezza, ma l'umiltà, l'amore e l'avvilimento del nostro Signore. Salgono i gradini della scala di Giacobbe, in cima alla quale c'è il Signore, non con gli splendori della gloria, come al monte Tabor, ma con l'umiliazione della morte più tremenda. Qui misuriamo l'onnipotenza dell'amore di Dio. Egli ha tanto amato il mondo da sacrificare il suo figlio. Questo perché come Gesù è stato così tanto umiliato, l'uomo venga altrettanto elevato. E ora Giuseppe d'Arimatea toglie la corona di spine dalla testa di Gesù. Quella corona intrecciata dalla malvagità dell'uomo, dalle nostre falsità, dai nostri tradimenti, le nostre miserie, disonestà e impurezze. Queste spine dovrebbero entrare nella nostra testa finché la nostra mente diventi terreno delle virtù cristiane. E mentre questa corona viene presentata a Maria, regina dei mali e dei dolori, uniamoci al dolore di chi sta soffrendo ora nel letto della malattia, per le guerre, per la fame o perché gli manca qualche giovane figlio. Liberata la testa, ora verranno liberate le mani dai chiodi. E Nicodemo libera ora la mano destra, quella mano onnipotente che con un cenno ha creato il cielo, la terra e il mare. Ora, mano divina, liberata dal chiodo, riprendi a benedire la nostra vita, la mia vita, questa mia comunità, in particolare i malati, ma in modo del tutto particolare i giovani. Aiutali a capire quello che io sono riuscito a capire. Giuseppe d'Arimatea
libera la mano sinistra, perché tutte e due insieme, liberate, possano riabbracciare l'umanità corrotta e la purifichino. E così siano liberati anche i piedi di colui che ha annunciato la pace e il bene all'uomo. E mentre questi chiodi vengono portati a Maria, facciamo il proposito che i nostri piedi camminino sulle orme che Cristo ha lasciato impresse sulla terra, affinché non camminino più sulla via del male, del testo sovresente, della sale santigu usu, del non peccare l'usu, l'ugroponzo. E finalmente, dopo che è stato umiliato dalla croce, il corpo di Gesù viene calato e poi presentato a tutti.